Un buon gelato non può prescindere da un packaging di qualità che ne esalta le prerogative e la Alcas SpA va in questa direzione dal 1963. Andrea Baragatti, responsabile marketing, ci descrive quelle che sono le varie linee di prodotto che si diversificano tra di loro, accontentando veramente tutti i gusti, dal packaging più raffinato a quello che va a finire alla linea per i più piccoli, la linea bambino. Allora sì, Alcas fin dal 1963 si è contraddistinta per quanto riguarda il packaging sia nel settore della pasticceria che della gelateria. Quindi ha negli anni sviluppato varie linee di prodotto, quindi da monoporzioni per dessert fino a sottotorta dai bianchi trinati fino ai più moderni dorati, fino a sviluppare poi linee sempre più attente a quelle che erano le richieste del mercato e quindi sempre più attente a quello che è il design, e quindi sono nate linee per il finger food, linee per monoporzioni in gelateria ed in pasticceria, ma anche linee attente al rispetto dell'ambiente, ed è così che è nata BioHappy, una linea fatta in PLA, che è quindi un materiale completamente biodegradabile e compostabile, e noi forniamo la gelateria completa di comunicazione sul punto vendita per far percepire al cliente finale quello che noi stiamo facendo. Negli anni poi siamo sempre più attenti anche a quello che è il mondo del bambino, che è il padrone della gelateria, e quindi sono nate coppette giocattolo e la novità dell'anno, che è la licenza dei Looney Tunes. A proposito della novità dell'anno, Massimo Barlettani, che si occupa di comunicazione, ha creato una veste del tutto particolare per le coppette per i più piccoli. Beh, era semplice perché unendo il mondo dei Looney Tunes e il mondo dei bambini, che è poi il mondo del gelato, siamo riusciti a creare un'immagine che valorizzasse questo prodotto. E questo rende ancora più divertente, rende un gioco anche l'acquistare, il mangiare un gelato da parte dei bambini. È sempre più importante l'aspetto del packaging nel gelato, perché non è sufficiente il fare un buon gelato, è necessario presentarlo bene. In particolare per i bambini, se si danno nuovi stimoli, nuovi colori, nuove immagini, diventa più divertente, quindi diventa ancora più stimolante il consumo. Quello che colpisce dell'Alcas è tra le tante linee anche quella raffinata, diciamo, che è del tutto particolare. Sì, anche nel nome, Minimo Namur infatti. Lì abbiamo cercato appunto di mettere l'accento su quello che è il design e la presentazione, insomma. Sempre di più un cliente è attento, sempre di più cerca di fare cose in linea con quello che è la sua attività. Un pasticcere bene o male è un artista e quindi ha voglia di esaltare ancora di più quelle che sono le sue creazioni. Con questa linea poi ampliata nei colori anche di bianco e nero, pensiamo di avere un successo anche per quanto riguarda il catering e il finger food, che sono attività che sempre più stanno prendendo piede, e queste monoporzioni sempre di più anche in gelateria e in pasticceria si affermano. Stiamo cercando di cavalcare l'onda anche da quel punto di vista, insomma.